Sull'ipotesi del Green Pass per i lavoratori di alcuni ambiti produttivi, Confartigianato Imprese Vicenza è molto chiara. Serve collaborazione e responsabilità in un momento cruciale per la ripartenza delle attività. A dirlo è il presidente del sodalizio vicentino Gianluca Cavion. Servono tutti gli strumenti che ci sono anche tuttora per cercare di dare l'opportunità e la garanzia per avere meno contagi possibili all'interno delle proprie aziende. Questa è la posizione di Confartigianato e anche se non si parla chiaramente di Green Pass o passaporto vaccinale, il profilo è ben delineato. Ecco cosa chiedono le imprese a dipendenti e collaboratori. Quello che chiediamo alle nostre maestranze, ai nostri collaboratori è il senso di responsabilità e di avere sempre un'attenzione particolare per quanto riguarda il luogo di lavoro. La diffusione dell'epidemia o anche solo le assenze legate a periodi di quarantena potrebbero avere ripercussioni gravissime sulle aziende. È chiaro che nelle aziende con numeri ridotti la mancanza di 1-2 collaboratori magari per un periodo della quarantena può incidere tantissimo per quanto riguarda la produzione e per quanto riguarda lo sviluppo del fatturato che si deve raggiungere a fine anno per mantenere in piedi l'azienda. L'obiettivo quindi deve essere comune. Ci vuole una grande collaborazione tra imprenditore e collaboratori perché è interesse comune di tutti mantenere aperte le aziende.